Ma lei non crede che trasformarlo, come è stato giustamente rilevato da qualcuno, in una materia curricolare lo trasformi immediatamente in un qualche cosa che i ragazzi non studieranno più, mentre per esempio, o non vorranno studiare, mentre per esempio io noto da milanese, venendo in Veneto, che c'è un diffusissimo uso della lingua locale a tutti i livelli, cioè è una cosa proprio interclassista, Certo. non ha una connotazione di tipo, non può essere schematizzato dal punto di vista sociale. Quindi è già molto diffuso. Perché andare a proporre di introdurlo nelle scuole come materia curricolare? Beh, guardi, innanzitutto noi abbiamo detto altro, cioè non è che abbiamo parlato di insegnamento della grammatica veneta piuttosto che della lingua. Abbiamo detto che 7 persone su 10 parlano veneto. E questo è un dato di fatto, cioè quando io parlo in Consiglio dei Ministri di questo fenomeno, giustamente va poi, c'è la difficoltà di spiegare che da noi c'è il veneto, non è che lo parlano solo le fasce più basse della popolazione, cioè io dico sempre, io parlo veneto col mio notaio piuttosto che nel cantiere, quando vado nel cantiere con gli operai. Allora, perché diciamo questo? Diciamo perché dietro al mantenimento del Veneto c'è la storia, la cultura, la tradizione di un territorio. Pensiamo ad esempio ai prodotti tipici piuttosto che all'identità in generale. Non ci vediamo nulla di male, qualcuno si è scandalizzato, però vorrei anche ricordare che nell'autonomia scolastica un 20% di ore si possono dedicare allo studio della storia locale, cioè sarà mica possibile che in un libro di storia 1000 anni di Repubblica Veneta siano liquidati con una facciata di una pagina. Cioè questo che sta accadendo. Cioè l'identità della prima democrazia in Europa viene liquidata con una facciata di libro. E allora dice, vabbè, si dice sempre che la storia la scrivono i vincitori, noi abbiamo capito che abbiamo perso, no? Abbiamo perso, ne prendiamo atto, però recuperiamo, cioè, questa Repubblica Veneta, il fatto che ci siano i leoni sulle mura delle nostre città, che comunque questa realtà di questo leone, cioè almeno dire ai ragazzi vi spieghiamo cosa, perché c'è scritto Pax Tibi, Marce Evangelista Mei, insomma tutto quello che sappiamo. Ho l'impressione che stiamo perdendo un pezzo di nostra storia, come i racconti del nonno, no? Perché abbandonarli? Perché non mantenere questa tradizione? I ragazzi devono sapere l'italiano, l'inglese, la geografia e direi anche la grammatica bene, cioè queste sono cose basilari. Però poi se ci resta un po' di autonomia facciamola magari. Quindi sarà uno dei suoi provvedimenti? Beh, noi limitatamente all'autonomia che abbiamo direi che i dirigenti scolastici lo possono già fare, non hanno bisogno della regione.